Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Cordiale buongiorno, gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, l'appuntamento del mattino con infofriulitv.net, vedete già pronti i nostri ospiti, per la precisione Alessandro Tollon che è vicepresidente di Conf Commercio Udine, mentre in basso abbiamo il presidente del consorzio Acquedotto Friuli Centrale, Salvatore Benigno. Di cosa parliamo? Beh, qualcuno avrà già letto attraverso i vari comunicati stampa, ma ne abbiamo già dato anche noi informazioni attraverso i nostri spazi informativi. Insomma, c'è questo problema legato alle bollette dell'acqua tra gli albergatori da una parte e il consorzio Acquedotto Friuli Centrale dall'altra. In queste ultime ore comunque ci sono stati degli incontri che a quanto pare, così ci è giunto noi per mezzo stampa, sia andato tutto bene. E allora andiamo a sentire i diretti interessati un po' come si è conclusa un po' tutta questa vicenda, partendo dal presidente del CAF. Buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità, perché come è stato ricordato appunto siamo in un momento un po' particolare. Assieme a Confcommercio Federalberghi abbiamo fatto proprio ieri un incontro in modalità streaming, che ormai è una consuetudine come oggi. Abbiamo cercato di capire le problematiche che vanno un po', come dire, contestualizzate. E cioè bisogna innanzitutto ricordare che CAF, come tutti gli altri enti gestori, opera in un mercato regolamentato come quello dell'energia elettrica e del gas. Le tariffe sono definite da delle authority e le tariffe sono necessarie per fare gli investimenti. Quindi diciamo si comprende la situazione di difficoltà. Purtroppo il meccanismo anche dei conguagli, che forse è quello che ha dato maggiormente fastidio agli operatori, è combaciato con una situazione di difficoltà, per cui abbiamo aperto un tavolo di concertazione assieme a Confcommercio, su indicazione sia del presidente D'Apozzo che del vicepresidente Tollon, che oggi è qui collegato con noi, e assieme abbiamo cercato delle soluzioni operative che vengono incontro alla situazione, diciamo così, di maggior disagio che riguardano determinate categorie, soprattutto i pubblici servizi o gli albergatori, e di particolari territori, che devono ricordare la storia di CAF, che è una storia di successive aggregazioni, per cui abbiamo ereditato anche dei cosiddetti bacini tariffari con delle differenziazioni di tariffa, cosa che a livello normativo nazionale non è più ammessa. Cioè esiste un unico principio che è molto semplice: una tariffa per un unico ambito territoriale, che in questo caso va da Lignano a Tarvisio, quindi un territorio molto orograficamente differenziato, con varie difficoltà, e quindi diciamo in queste situazioni abbiamo cercato di comprendere caso per caso, perché i casi, come abbiamo avuto modo di dire molte volte, sono estremamente limitati. Ci sono delle stratificazioni di contratti anche se non più ammesse dalla normativa. Faccio un esempio molto semplice, cioè uno paga la bolletta su un volume presunto. È chiaro che quando l'albergo o l'esercizio è fermo per lockdown si trova a dover pagare una situazione di un costo fisso. Allora in questo caso assieme a Confcommercio abbiamo cercato delle soluzioni operative, che le abbiamo anche trovate, e assieme cercheremo, con anche diciamo così l'avvallo dell'autority regionale, questo è importante di trovare delle soluzioni che possano mitigare questa situazione di disagio. Ovviamente approfitto dell'occasione anche, è chiaro che è meglio non aprire situazioni di contenzioso. Su questo CAF è stata molto morbida, diciamo, da questo punto di vista, perché comprendiamo la situazione. Abbiamo cercato di fare dei piani di rateizzazione motu proprio, come si suol dire, cioè assieme
ai sindaci abbiamo deciso di venire più incontro possibile, quindi con piani di rateizzazione in automatico l'abbibiamo fatti in occasione del primo lockdown del mese di marzo-aprile, se vi ricordate. E anche in questi ultimi periodi, su domanda dell'utente, abbiamo concordato dei piani di rimborso nei casi più, diciamo così, invasivi ad personam. Non abbiamo fatto, diciamo così, azioni di sollecito. È cosa importante, perché stiamo andando verso un nuovo periodo tariffario. All'Authority proporremmo nessun aumento di tariffa. Questo è importante ricordarlo, perché proprio in queste situazioni di difficoltà ognuno deve fare la sua parte. Chiaro. Allora, Tollon, tutto bene quello che finisce bene, viene da dire, no? Beh, devo dire, la premessa del presidente Benigno ha riassunto molto bene lo stato dell'arte, una discussione che è iniziata alcuni mesi fa, quando i telefoni della Confcommercio hanno iniziato a squillare all'impazzata. Questo perché? Perché, come ha detto Benigno, il conguaglio è stato visto come un'applicazione della tariffa in modo retroattivo e molti dei nostri associati, soprattutto albergatori che hanno un consumo elevato di acqua, si sono visti recapitare delle bollette che sono andate anche, direi, a incidere per un 100-200% rispetto ai consumi degli anni precedenti, e parliamo di alberghi anche importanti che pagano tra una cosa e l'altra anche 40-50 mila euro all'anno di acqua. Quando si sono visti raddoppiare le bollette, sono caduti dal letto, insomma, e sono rimasti senza parole. Poi c'è stata una fase di analisi di cosa era successo, e devo dire che ho trovato in particolare nel CAFC grande disponibilità e grande professionalità. Siamo a che punto oggi? Siamo al punto che la prossima settimana iniziamo ad analizzare insieme cosa è successo in circa 600 casi, quindi dove l'aumento della bolletta è stata di un incremento di oltre il 20%. Questo da un lato, ma abbiamo visto anche che ci sono dei casi richiamati proprio dal CAF di utilizzo improprio di un bene molto prezioso come quello dell'acqua. Facciamo l'esempio che alcuni albergatori o ristoratori che hanno utilizzato l'acqua per esempio per raffreddare i frigoriferi, e quindi un utilizzo assolutamente improprio, e che adesso con la nuova tariffa incide sui prezzi in modo molto forte. Quindi abbiamo pensato anche di fare insieme una campagna di sensibilizzazione all'utilizzo corretto dell'acqua. Altra cosa che mi è sembrata molto interessante è che al CAFC c'è un consiglio, come si chiama, Salvatore? La commissione di conciliazione. Di conciliazione, e prevediamo di sottoscrivere un protocollo con CAFC in modo che anche la Confcommercio possa stare all'interno di questa commissione e seguire i casi che mano a mano si dovessero presentare, casi con dei problemi, tenuto conto che in questa commissione c'è già la Federconsumatori, se non sbaglio, e quindi tutti insieme poter affrontare i problemi nei casi specifici. Certo, poi viene da dire, mi permetta, poi la faccio concludere Tollon, mi permetta perché faccio un po' una sintesi, viene da dire che insomma pare che siete un po' tutti e due una sorta di mosca bianca, nel senso che in Italia appena nasce un problema, prima di risolverlo devono passare non acqua sotto i ponti, ma alluvioni, no? Come si dice in questi casi. Voi in pochi giorni, se non addirittura in poche ore, siete riusciti a dialogare anche con nuovi sistemi di tecnologia a causa Covid, e in pochi giorni a trovare la soluzione finale senza dover andare a controversie di tribunali, TAR e via dicendo, no? Questa è la cosa importante da sottolineare. Beh, diciamo che siamo molto ottimisti. Adesso andremo a fondo delle specifiche situazioni e conto che il 90% dei casi sarà risolto a favore delle aziende. Ma teniamo conto che, come è stato detto, c'è bisogno di un salto culturale, bisogna capire che i contatori
nelle attività imprenditoriali dovranno essere messi, che si è passati a tariffa e quindi si paga quello che si consuma effettivamente, e che la tariffa è uguale per gli alberghi di Lignano e per quelli di Tarvisio. Ovviamente lo scossone che c'è stato ha creato un certo imbarazzo. Ecco, approfitto perché questi sono passaggi veramente importanti, perché detti anche da Confcommercio mi fa molto piacere, perché è proprio alla base della collaborazione che abbiamo avuto in questi giorni, cioè ormai il sistema va verso un, diciamo, trattamento sempre più preciso di quella che è la risorsa idrica, che ormai sappiamo tutti non è un bene infinito. Varie disparità, diciamo, all'interno dei medesimi bacini non sono più ammesse, per cui questa collaborazione anche all'interno della Commissione di conciliazione, noi con Federconsumatori abbiamo ottimi rapporti, per cui ribadisco che anche ciò che viene deliberato in quel consesso poi è obbligatorio l'applicazione dal punto di vista di CAF. Approfitto, poi mi taccio, anche per il passaggio che l'amico Costantini Omar ha tracciato, cioè questa, come dire, velocità anche di risposta è frutto proprio anche del nostro modello di governance. Vi ricordo che Kafka, anche assieme ad altre società del settore, è un in-house, cioè dove i sindaci pesano molto, sono soci, chiaramente siamo fortemente collegati con il territorio, dico sempre non siamo sulla luna, siamo una società che ovviamente ha un principio di bilancio, e questo dal punto di vista di società partecipate pubbliche è molto importante. Quante volte sentiamo i carrozzoni, no, in giro per il nostro paese, invece qui in Regione Friuli abbiamo delle società partecipate tutte con bilanci in ordine. Il settore idrico è un settore capital intensive dove si investe molto, e ricordo che noi quest'anno, anche in piena pandemia, quasi 18-20 milioni di investimenti li abbiamo fatti nel territorio, soprattutto anche in quello montano, che ricordo che è anche l'ultimo territorio di competenza CAFC, dove le infrastrutture erano molto arretrate e dove le utenze, quindi sia acquedotto che ricordiamo anche la depurazione, perché dobbiamo ricordarsi tutto l'effetto positivo nell'ambiente, è molto importante. Chiudo dicendo che anche questa attività ha una ricaduta di valore aggiunto nel territorio, perché ovviamente quando parliamo di opere pubbliche diciamo tutti l'importanza della mano pubblica in campo economico. Noi nel nostro piccolo, insomma, muoviamo quasi 400 fornitori, tutti quasi della regione Friuli-Venezia Giulia, quindi sono ricadute assunzionali, lavorative. Chiaro che tutto questo sta in piedi con il sistema tariffario. Quindi, certo. Poi tra l'altro Benigno, è da sottolineare che il Friuli Venezia Giulia un po' è un'Arabia Saudita al contrario, nel senso che mentre i paesi arabi, in particolare l'Arabia Saudita, è ricca di petrolio, noi abbiamo il petrolio bianco, cioè l'acqua. Certamente chiaro, senza l'acqua non va da nessuna parte, questo è il discorso. Esatto, quindi poi l'acqua è un bene sociale per antonomasia, per cui va garantita a tutti, va gestite queste situazioni di difficoltà che sappiamo essere contingenti, perché questo passaggio sui contatori, che mi fa piacere che il vicepresidente l'abbia ricordato, ne abbiamo parlato a lungo tra di noi. È chiaro che assieme faremo questa campagna, perché è vero, qualcuno si è lamentato, ma altri invece hanno avuto degli effetti positivi, perché se il contatore non gira perché sei chiuso, non hai nessuna tariffazione. È chiaro che abbonamenti o forfait sono figli di vecchie situazioni che ormai devono essere messi a posto. Su questo diamo massima collaborazione, e il momento difficile verrà gestito con dei piani di dilazione o addirittura lo stiamo definendo con l'autority di defalco, quindi di diciamo così, ritorno di alcune cose che sono state fatturate proprio sulla quota variabile, proprio perché si presume che il volume presunto di consumo non ci sia stato se sia stato chiuso, ovviamente. Chiaro. Definiremo questi interventi. Così Tollon, no? Tanto per rimanere in simbiosi, no? In parallelo, se si fa squadra i risultati si ottengono, e poi diciamoci la verità, facciamo valere anche il fatto che siamo una regione autonoma dove finalmente possiamo anche sburocratizzare certe cose, dove a volte viene non solo la rabbia o gli attacchi di bile, perché tante volte per magari una roba del genere ti capita, anziché andare dal CAF piuttosto che da un'altra azienda regionale, ti succede di andare in un'azienda statale, ci vogliono mesi solo per avere un incontro, no? Tanto per essere chiari. Come dicevo, ho visto grande disponibilità e di questo ringrazio. E abbiamo anche ragionato su una cosa che ci sta particolarmente a cuore, e cioè prevedere una fascia per quanto riguarda gli alberghi di tariffa per il consumo, che è quello che potremo parificare a consumo domestico, cioè docce eccetera, che uno invece di farle a casa le fa in albergo, e quindi
cercare di tarare al massimo la tariffa in modo di venire incontro agli albergatori il più possibile, tenendo conto della situazione contingente. Chiaro. Benigno, deve aggiungere ancora qualcosa? No, direi che abbiamo toccato i punti principali, quindi ribadisco massima disponibilità, le porte sono aperte, invito gli utenti, gli operatori che avessero situazioni, come dire, che non tornano a cercare, a contattare i nostri uffici commerciali, perché con i sindaci, con l'azionariato, abbiamo avuto il mandato ovviamente di trattare caso per caso, di dare disponibilità al territorio per superare noi, con il nostro, cioè in un'ottica sistemica, questa situazione di difficoltà che capiamo tutti, e ognuno deve fare la sua parte. E noi diciamo che attraverso questi spazi informativi cerchiamo insomma di dare ulteriore messaggio positivo e chiarezza, soprattutto perché sapete meglio di me, a volte un comunicato stampa viene interpretato, no? Perché nel senso che, ma non so, mi pare che ha detto così, poi magari il comunicato è giusto, però la gente magari capisce Roma per Toma, no? Tanto per essere chiari. Invece parlando in modo tranquillo, senza sovrapposizione nelle parole e via dicendo, insomma si arriva sempre a una soluzione finale. Chiudo con voi con un veloce off topic, come si dice in gergo tecnico, con Benigno, e poi chiudo con Tollon. Per quanto riguarda le iniziative del CAFC nel 2021, che novità ci sono, Presidente? Ma noi adesso abbiamo recentemente approvato il piano della nuova tariffa, la proposta ovviamente, e ribadisco che appunto siamo forse l'unico ente regionale che non ha chiesto incrementi tariffari, cioè quello che era la tariffa pagata nel 19 verrà mantenuta flat anche per gli anni successivi. Direi che una parte molto importante del piano è quella di il famoso Green Deal, come lo chiamiamo noi anche a livello europeo, cioè sempre di più si va verso un'economia circolare, quindi tutta l'attività svolta dalla società è sempre più propensa a sostenere l'ambiente. Ricordo due passaggi fondamentali. Uno, noi siamo per definizione un ente molto energivoro, perché voi vi ricordate che l'acqua va appunto presa dalle falde, trasferita alle utenze, quindi con tutto un sistema, quindi l'energia utilizzata da Kafka ormai dal 2019 è al 100% green. Adesso stiamo attivando dei progetti di mobilità elettrica e abbiamo già delle centrali di autosostentamento, diciamo, nelle opere di presa principali di tipo fotovoltaico. Quindi, diciamo, abbiniamo una grande capacità di investimento, perché il piano nuovo parla di circa 25 milioni di euro all'anno, per quasi 57 euro per abitante di investimento. Qui il dato medio in Italia non arriva neanche a 50 euro, quindi ancora una volta la nostra regione è fra le migliori regioni d'Italia dal punto di vista di investimenti. E dall'altra parte ricordo sempre questo approccio sociale. Abbiamo il bonus idrico, abbiamo studiato con AUSIR, che è l'autorità regionale, anche sistemi di mitigazione tariffaria tramite la carta famiglia. Chi fa l'amministratore se lo ricorda molto bene questo passaggio, e anche questo, dico, è un qualcosa che può aiutare tutti a passare questi momenti molto difficili. Certo. Per quanto riguarda invece la Confcommercio, Tollon, che novità ci saranno nel 2021? Beh, la cosa più importante nel 2021 è affrontare l'emergenza pandemia. E adesso, come sappiamo, siamo gialli e fra 24 ore siamo di nuovo arancioni, quindi con la chiusura totale di bar e ristoranti. Ecco, una cosa importante, mi permetto a Tollon da sottolineare questo, perché qua io l'altra sera ero in tour, diciamo così, avevo approfittato per farmi un giretto e c'era due gestori di bar che mi dicevano: no, guarda che io sono aperto. No, non mi risulta, ho detto, mi pare che il DPCM parli chiaro, anzi ti hanno addirittura ridotto il discorso dell'asporto, no? Fino alle 18 poi si può fare in altra maniera, non posso andare io ma devi venire tu viceversa. Ecco, una cosa importante è questa da sottolineare, no? Che i bar comunque sono chiusi, i ristoranti sono chiusi. Sono chiusi, ma la parte più drammatica di tutta questa vicenda è che lo abbiamo saputo ieri, e quindi la programmazione che uno può fare per un weekend è completamente saltata. Fino a ieri non sapevamo se oggi i ristoranti e i bar fino alle 18 potevano essere aperti. Questa non è una forma di grande collaborazione con il governo, ci rendiamo conto di tutto, però riteniamo per esempio che nei ristoranti sia possibile mantenere le distanze e contingentare gli ospiti, e quindi
non vedo perché non aprire anche la sera a questo punto. Mi sposto addirittura avanti. In realtà da domani è tutto chiuso e per 15 giorni non se ne riparla. La situazione per i nostri amici esercenti e ristoratori è veramente difficile. È stato un anno di stop and go con difficoltà ovviamente di fatturato, ma organizzative che dà paura. Chiaro. Senta, per quanto riguarda, visto che siamo in tema, ieri sera c'è stata questa azione di protesta, no, da parte di alcuni vostri associati e non, per l'apertura dei locali e con gente a cena e via dicendo. Ci sono stati dei momenti in certi posti dove tutto è filato liscio, con gente che stava tranquillamente a distanza, sono passate le forze dell'ordine, ma tutto si è risolto, come si dice, in maniera tacita, accordo, no? Ci sono stati però in alcuni casi scene veramente incredibili, no? Quasi da guerriglia urbana, tra parentesi. Avremo anche il filmato, abbiamo anche dei filmati che ci sono stati inviati e li riproporremo nell'edizione successiva del nostro videogiornale, dove veramente c'è gente che si è scagliata contro le forze dell'ordine e contro gli stessi titolari, insomma, hanno risposto in maniera molto brutale nel confronto delle forze dell'ordine che stavano facendo il controllo. È vero che, come ha detto lei, c'è purtroppo una situazione dove effettivamente non si capisce nulla, non si vede la famosa luce in fondo al tunnel, però dall'altra onestamente anche le forze dell'ordine fanno il loro lavoro, non perché siamo in dittatura, ma perché lei vi insegna c'è un DPCM e se ti va bene buono, se no cambia canale, tra parentesi, ma non è che puoi fare quello che vuoi, tra parentesi, per dire le cose come Dio comanda, insomma. Beh, ieri abbiamo visto l'esasperazione di una categoria veramente in ginocchio, ma ci tengo a sottolineare che la Confcommercio ha sconsigliato di aderire ad iniziative che sono sicuramente di impatto mediatico, ma che poi alla categoria fanno male ai gestori soprattutto. Per quello noi abbiamo preso la distanza, abbiamo consigliato ai nostri soci di non aderire, perché si va incontro a sanzioni, a possibili tensioni, e quindi a volte, nonostante possa capire la drammaticità del momento, è consigliabile una forma di protesta che comunque stia dentro la legge e non al di fuori. Ho anch'io parecchi amici, anche uno di Lignano che sta diventando famoso per le sue proteste, con il quale mi confronto. Però andare a sbattere la testa contro il muro non farà bene soprattutto a lui, perché comunque di fondo la pandemia c'è e di base le norme vanno rispettate. Chiaro, è come se si guida senza patente e si può guidare lo stesso, tanto per essere chiari, insomma, no? Io ringrazio gli ospiti, non ci sono notizie di rilievo, almeno fino adesso, eccetto un gruppo di cinghiali che ha attraversato l'autostrada tra Villessa e Palmanova, di cui uno si è incastrato in mezzo allo spartitraffico. Dunque chi ci sta ascoltando in questo momento o che ci vede in replica comunque tenga, come si dice, i fanali ben accesi, perché tra Villessa e Palmanova insomma c'è questo gruppo di cinghiali che ha attraversato l'autostrada, ha creato un po' di disagio alla circolazione. Per fortuna, almeno così la nota di Autovie Venete dice che non ci sono stati né incidenti né tamponamenti, però massima attenzione. Per quanto ci riguarda, noi diamo appuntamento più tardi con Linea Notizie Oggi, che fa un po' riepilogo dei servizi. Per quanto riguarda invece i miei ospiti, do appuntamento nei prossimi giorni, se ci sono novità, cose importanti, insomma, sappiate che noi siamo sempre liberi e aperti come nostro uso e costume in questi casi, perché l'informazione si fa in questa maniera, chiara e trasparente, senza giochetti o robe strane. Questa è la mission della nostra parrocchia. E come si dice nella lontana provincia dell'impero, Mandi, e alla prossima. Mandi, grazie. Grazie Mandi, buongiorno. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, in Castonato Lungo, il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei.
Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, Food, Wine, Music e sei in pole position.